Bilancio grave per un incidente avvenuto a Piombino Dese in via Ronchi. 3 le persone ferite, 2 le auto coinvolte, che hanno terminato la loro corsa rovesciandosi in un fossato pieno di acqua, e non è escluso che l'asfalto bagnato per le piogge di questi giorni abbia contribuito a causare lo schianto. Delle 4 persone a bordo, 3 sono rimaste ferite, una delle quali è stata trasportata con l'elicottero del SUEM all'ospedale di Padova. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Castelfranco e di Padova, che hanno messo in sicurezza i mezzi e soccorso i feriti. Si tratta di 3 donne, tutte di Trebaseleghe, che viaggiavano all'interno di una Fiat Punto e che sono state assistite dal personale del SUEM 118 per essere poi trasferite, come detto, una a Padova e le altre 2 in ambulanza a Campo San Piero. Al volante una 39enne, a bordo anche 2 amiche di 36 e 35 anni. Il leso invece è il 46enne di Piombino, che era al volante della seconda auto, una Volvo. La polizia stradale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso dei pompieri sono terminate dopo circa un'ora.